Grazie Presidente. Sì, anch'io voglio capire a che punto è il progetto di telemonitoraggio per i pazienti Covid positivi a domicilio e quindi capire quanti pazienti sono seguiti, quanti medici generali sono stati coinvolti, anche alla luce di quello che è stata l'audizione in terza commissione del 25 gennaio, in cui i dirigenti, non specificando i numeri, hanno dato la colpa della scarsa adesione di questo progetto ai medici di medicina generale, che in qualche maniera i dirigenti dell'azienda pluricentrale hanno cercato di coinvolgere. Peccato che il giorno successivo la FIMG, a mezzo stampa, ha fatto sapere che nessuno sapeva niente di tutto ciò e non hanno mai parlato con i medici di medicina generale. Alla luce di questo, ma anche alla luce della carenza dei medici di medicina generale in diverse zone della regione, penso a Trieste, penso a Prosecco, Dolina. A Prosecco, dopo la rinuncia del medico, sono passati oggi 26 giorni dalla rinuncia e a Suggi non ha ancora incaricato un medico a tempo determinato, ha solo spostato centinaia di pazienti di Prosecco verso Picina e ha proposto di aumentare quello che è il massimale degli assistiti per i medici. Ma allargando anche lo sguardo, abbiamo problemi di carenza di medici a Grado, a Fara di Sonzo, pensiamo alle zone montane, e un problema in qualche maniera anche di disomogeneità sull'impiego sia dei medici di medicina generale sia di quelle che sono le USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale, in cui in qualche maniera i medici a più riprese hanno denunciato il mancato coinvolgimento e anche protocolli disomogenei. Assessore, so che lei non segue la sanità, ma l'attivazione dell'USCA a Trieste e nel resto della regione è diversa. La modalità di chiedere un tampone a Trieste e nel resto della regione è diversa. È mai possibile che non si riesca a coinvolgere in qualche maniera i medici generali e avere dei protocolli efficaci per in qualche maniera valorizzare quello che è il primo filtro ai pronto soccorsi e in qualche maniera che è il medico di medicina generale? E su questo tema appunto io chiedo all'assessore competente di conoscere le azioni intraprese per il coinvolgimento dei medici di medicina generale e quali sono i numeri rispetto al telemonitoraggio a domicilio. Grazie. Sì. Grazie, prego Assessore. Sì. Le due interrogazioni offrono spunti importanti per evidenziare ancora una volta come le attuali regole non consentono di procedere con l'efficacia dovuta relativamente al rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale, oltre all'inadeguatezza delle procedure, le quali anche Consiglieri, scusate, se parlate fra di voi c'è un sottofondo che è molto disturbante. Se magari avete qualcosa potete uscire, prego. Anche in questa fase di emergenza presentano significativi margini delimitanti delle evidenze pubbliche in materia di appalti e forniture di servizi. Preliminarmente va anche chiarito che nessuno ha indossato colpe, ma spiegato che il momento particolare nel confronto con la rappresentanza degli organi professionali dei medici sull'argomento ha evidenziato la complessità nell'applicazione di nuovi metodi di lavoro nel momento della pandemia, rilevando un'adesione difficile. Il confronto c'è stato e spiace leggere che nessuno sapesse niente quando in più di un'occasione la Regione ha chiesto l'individuazione di un primo limitato blocco di adesioni alle sperimentazioni. Azione messa in campo per sopperire alla grave carenza di medici di medicina generale in diverse aree della Regione. Tuttavia, entrando nel merito, corre l'obbligo di osservare come le azioni per sopperire alla copertura delle zone carenti di medici di medicina generale sono strettamente disciplinate dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, per cui lo spazio di manovra della Regione risulta molto ridotto e deve essere necessariamente concordato con le organizzazioni sindacali dei medici. Non è più procrastinabile la revisione dell'accordo nazionale che tutte le regioni hanno chiesto al governo, trovando piena condivisione nel ministro Speranza. Saranno molti i temi da affrontare e risolvere a partire dalla sostenibilità, che a giudizio di molte regioni imporrebbe una riconsiderazione del rapporto un medico ogni 1300 residenti, al fine di anticipare l'ingresso nella professione di un più alto numero di medici di medicina generale. Un tema sul quale, purtroppo, davanti alle reiterate richieste già avanzate in tal senso dalla parte pubblica in sede di negoziazione e verbalizzate dagli atti delle organizzazioni sindacali, hanno sempre rigettato tale ipotesi. Siamo comunque al lavoro insieme alle altre regioni per introdurre nuovi meccanismi utili a risolvere problemi che ogni giorno si presentano nei singoli territori a causa di pensionamenti e limiti determinati dalle attuali regole. Si tratta di termini da proporre al tavolo nazionale al fine di migliorare la modalità per la copertura delle zone carenti. Le organizzazioni sindacali di medici di medicina generale sono state informate nell'estate del 2020 dell'attivazione del progetto di telemonitoraggio Covid-19,
nell'ambito dei lavori del gruppo tecnico ristretto per la stesura dell'intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 e delle attività connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, successivamente approvate con la DGR 1737 del 20 novembre 2020. Al punto 5 dell'intesa relativo alla telemedicina dematerializzazione è espressamente previsto che al fine di sviluppare ulteriormente l'informazione e la telemedicina, la Regione ha proposto la sperimentazione di televisita nei rapporti tra medicina e paziente attraverso una piattaforma acquisita da INSIEL. Al seguente punto 6 sono state indicate genericamente le misure precauzionali per i medici di medicina generale nella gestione dei casi sospetti Covid-19, che sono ripresi più esaustivamente nell'intesa con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Covid-19, approvata con la DGR 1736 del 20 novembre. Scopo di detta intesa consiste espressamente nel disciplinare il coinvolgimento dei medici di medicina generale nel rafforzamento dell'attività di tempestiva presa in carico rispetto alla diagnosi del caso sia posto il sospetto di Covid-19 e di individuare per il contenimento dell'epidemia delle misure atte a mantenere nelle strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, Covid-free. Il lavoro, evidentemente reso ulteriormente complicato dal momento della pandemia per l'introduzione di nuovi meccanismi di operatività, ha avuto un'adesione di 294 medici di medicina generale. Sono stati consegnati 17 kit che coprono 51 pazienti, 4 all'ASUFC, 6 a SUGI e 41 ASFO. Quest'ultima ha consegnato 10 kit all'interno di una casa di riposo per poter monitorare tutta la popolazione residente della casa. Sono i medici di medicina generale che valutano quali persone possono essere monitorate con questi sistemi in remoto in collaborazione stretta con i distretti delle aziende sanitarie di appartenenza. Questa prima fase di sperimentazione può ritenersi completata e va inserito un altro problema che determina l'inadeguatezza delle regole vigenti nell'applicazione delle regioni vigenti in materia di gara d'appalti e di beni e servizi resi necessari anche al momento dell'emergenza. Infatti, il progetto di sorveglianza domiciliare delle persone Covid positive è stato avviato a seguito della delibera della Giunta regionale 1136 del 24 luglio del 2020, che ha dato l'indirizzo circa l'impiego dei fondi della raccolta solidale effettuato dalla Protezione Civile regionale. Il progetto prevede la messa a disposizione di 1500 kit formati da tablet con SIM per il collegamento alla rete internet, connesso via Bluetooth a uno sfigmomanometro, un pulsossimetro e un termometro, al fine di monitorare a distanza i pazienti, inviare i dati sanitari che li hanno in carico ed effettuare l'occorrenza delle videochiamate tra medico e paziente. Il progetto è stato particolarmente complesso, non poteva essere diversamente data la multidisciplinarità dell'operazione, in quanto ha visto il coinvolgimento di diversi attori che hanno dovuto mettere a fattor comune diversi contributi specialistici. INSIEL con il compito di effettuare il contratto di noleggio dei tablet e delle SIM e della loro configurazione al fine di poter essere connessi alla rete internet. La Protezione Civile che ha bandito la gara per la fornitura dell'apparecchiatura sanitaria, compresa la configurazione dei tablet. ARCS con il compito di occuparsi di fornire il magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione dei kit, le aziende sanitarie con il compito di provvedere alla personalizzazione della piattaforma e all'individuazione dei pazienti cui distribuire il kit, INSIEL, a seguito di apposita convenzione con la Protezione Civile regionale, sottoscritta in data 27 ottobre 2020, ha provveduto all'affidamento del servizio di noleggio per un importo di 359.460,80 euro ed alla conseguente consegna dei tablet con SIM configurata secondo le seguenti scadenze. I primi 5 tablet con SIM necessari alla configurazione dell'apparecchiatura campione il 27 novembre, i successivi 4,95 4 dicembre, ulteriori 500 il 17 del 12, gli ultimi 500 tablet con SIM il 12 gennaio. La Protezione Civile, a seguito della manifestazione di interesse esperita il 31 luglio del 2020, dal 31 luglio al 10 settembre del 2020, ha acquisito la richiesta di partecipare da parte di 15 ditte, 9 delle quali al termine dell'istruttoria sono risultate in possesso dei requisiti e quindi invitate a invitate a presentare l'offerta. La gara a procedura ristretta, secondo la normativa prevista per le gare sopra soglia comunitaria, ha visto quale soggetto aggiudicatario con decreto del 19 dicembre 2020 la ditta Abitranx di Monopoli per un importo contrattuale di 663.899,60, corrispondente a un ribasso del 40,29%.
A seguito della consegna in via d'urgenza in data 13 novembre 2020, in pendenza della stipula del contratto, avvenuta in data 26 gennaio 2021 a seguito della verifica dei requisiti, ha provveduto a consegnare il seguente materiale: i primi 5 kit campione completi necessari alla configurazione dell'apparecchiatura il 20 novembre 2020, ricevendo da INSIEL in data 25 novembre 2020 la validazione di quanto rispondente ai requisiti di capitolato. 1500 pulsossimetri il 21 dicembre del 2020, gli ulteriori 140 pulsossimetri oltre ai 1500 termometri in data 21 gennaio 2021, 160 sfigmomanometri il 1 febbraio 2021. Gli ultimi 1340 sfigmomanometri consegnati in questi giorni risultano essere giacenti in dogana presso l'aeroporto di Venezia, in attesa delle pratiche di ingresso in Italia. Ad oggi sono quindi stati configurati ulteriori 160 kit completi che verranno distribuiti a partire dalla prossima settimana a cura delle aziende sanitarie, mentre i rimanenti 1340 verranno allestiti e consegnati nelle prossime settimane con un ritardo ad oggi di 2 giorni rispetto ai tempi contrattuali. A seguito di comunicazione da parte di INSIEL in data 20 gennaio 2021 dell'avvenuta consegna presso il magazzino ARX della totalità dei 1500 tablet con SIM accertati con verbale dello stesso 20 gennaio da parte del direttore dell'esecuzione del contratto della protezione civile, si è informato con ordine di servizio ad Arbitranx, la ditta giudicataria del contratto, di fornire entro i 10 giorni previsti dal contratto i kit completi di configurazione ai tablet. I termini sono scaduti lunedì 1 febbraio ed a seguito di ulteriori verbali con ordine di servizio dello stesso 1 febbraio la ditta è stata sollecitata a completare le forniture pena applicazione delle penali previste dal contratto. Arbitranx, con nota del 14 gennaio 2021 a riscontro del primo ordine di servizio, ha comunicato che le apparecchiature necessarie a completare la fornitura sono, come già indicato in premessa, giacenti in dogana presso l'aeroporto di Venezia, in attesa delle pratiche di ingresso in Italia che dovrebbero concludersi a breve. Grazie. Devo dire che i numeri dei tablet attivati per il momento per l'assenza a domicilio sono veramente sconfortanti, per cui non credo che sia il coinvolgimento dei medici di base quello che ha limitato attualmente, per cui leggerò con attenzione i numeri forniti dall'assessore, però anche rispetto alle dichiarazioni del Presidente, rispetto a uno strumento importante per i medici generali per l'assistenza a domicilio, o anche le dichiarazioni improvvide fatte durante la presentazione del progetto a Palmanova, quando addirittura si diceva che eravamo i primi in Italia, che non è assolutamente vero. Credo che in realtà bisogna tornare a quello che è la realtà dei fatti, anche rispetto alle dichiarazioni di coinvolgimento dei medici in generale, perché qualcuno dice il falso. Se uno dice che abbiamo coinvolto i medici in generale e i sindacati escono dicendo che non è assolutamente vero, né i singoli medici né i sindacati, evidentemente qualcuno non lo racconta giusta. Ma in realtà si scarica la responsabilità non solo sulla telemedicina, anche per quanto riguarda le zone carenti. L'assessore anche in commissione ha detto che bisogna modificare l'accordo collettivo nazionale, la collaborazione con i medici in generale. Io ricordo che c'è anche una contrattazione regionale e aziendale che può essere fatta, e pochi giorni fa una delle aziende sanitarie, ma non è la prima, ci sono stati diversi casi negli ultimi mesi, c'è una sentenza del tribunale che dichiara antisindicabilità della condotta dell'azienda rispetto alla modalità con cui vengono attivati in materia di continuità assistenziale. Ecco, allora, io credo che davanti a la necessità di dare una risposta importante per fare un filtro, per evitare di riempire gli ospedali e cercare di prendere subito in carica i pazienti a domicilio, questa eterogeneità, come ho detto all'inizio, rispetto ai protocolli che sono messi in atto a livello regionale, rispetto al fatto che non viene fatto un bando straordinario immediato per coprire gli eventuali rifiuti dei medici, e poi con la contrattazione regionale si può anche in qualche maniera andare a incentivare in qualche maniera il medico per l'apertura degli ambulatori nelle zone carenti e disagiate, fornendo un ambulatorio, contribuendo parzialmente anche all'affitto. C'è il tema anche della segreteria, del supporto della segreteria. Adesso solo alcuni medici hanno personale di segreteria e sappiamo quanto è necessario fare un triage anche telefonico o prendere appuntamento o sgravare dalla burocrazia i medici, sia per quanto riguarda la malattia anche legata al Covid. Chiuda. Io mi ritengo assolutamente insoddisfatto e spero che cambi passo quello che è la collaborazione con i medici di base, proprio per dare risposte ai cittadini. Grazie. Grazie.